In provincia di Agrigento 4 sindaci riconfermati, 5 nuovi eletti e un pareggio. Il centrodestra vince nei 2 capoluoghi, a Palermo con la Galla, a Messina con Basile. Non c'era stato alcun rapimento, la bambina non era scomparsa, è stata la madre a far ritrovare il cadavere della figlioletta di 4 anni in un terreno a casa nel Catanese. Dopo la coltellata, un pugno in faccia rompe il labbro di una ragazza. Il sindaco di Agrigento chiama il prefetto e convoca il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Hanno disdetto il contratto per non pagare il servizio idrico, comprano l'acqua dalle autobotti ma continuano ad usufruire delle fogne. AICA pronta a inviare le bollette. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'esito delle elezioni amministrative nella provincia agrigentina che ha interessato 10 comuni, tutti con il maggioritario tranne Sciacca e Palma di Montechiaro, è adesso definitivo. 4 sindaci riconfermati, 5 nuovi eletti e un pareggio a Villafranca Sicula. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo il voto di domenica nell'Agrigentino che ha interessato ben 10 comuni, qual è la nuova mappa politica dei primi cittadini che andranno ad amministrare il comune in cui sono stati eletti? L'unico caso insolito nella storia sia di Villafranca che un po' in genere è quello che è avvenuto a Villafranca Sicula, dove entrambi i candidati hanno ottenuto 481 voti ciascuno. I candidati sono Mimmo Balsamo e Gaetano Brucculeri. Mimmo Balsamo è il sindaco uscente. Iniziamo con il comune di Aragona, dove è stato riconfermato l'uscente Giuseppe Pendolino, che ha ottenuto 3.504 voti pari al 64,12. Una vittoria schiacciante rispetto al dottore Raimondo Buscemi, detto Dino, che si è invece fermato al 35,88 ottenendo 1.961 voti. Sindaco, un risultato storico, rieletto per il secondo mandato. Sì, è un risultato che onestamente non mi aspettavo, un risultato che mi carica di tanta responsabilità, perché avere tutto questo consenso significa che la gente ha fiducia in me e quindi io non mi posso permettere assolutamente di deluderla. Quindi mi devo impegnare di più sicuramente, devo cercare di portare grandi traguardi per i miei cittadini e per Aragona. Lo possiamo dire, il futuro adesso è insieme? Sì, sicuramente il futuro è insieme, perché come ho detto sempre il futuro è insieme alle associazioni, il futuro è insieme alle imprese, il futuro è insieme a tutti i cittadini, perché come si dice qua dalle nostre parti, la nuce non sa uscrusci. Quindi voglio dire, il futuro è insieme perché tutti assieme possiamo giocarci grandi partite e grandi occasioni. Cosa vuole dire ai cittadini che l'hanno votata e anche a quelli che non l'hanno votata? Io voglio ringraziare tutti i cittadini che mi hanno votato, un grazie particolare per l'affetto, la stima e il consenso che mi ha dato la possibilità di svolgere questo secondo mandato. Poi rivolgendomi a tutti i cittadini io dirò che continuerò ad essere il sindaco di tutti e porterò avanti le istanze di tutti, sia di quelli che mi hanno votato che di quelli che non mi hanno votato, perché finita la campagna elettorale si ritorna ad essere, diciamo, amministratore della città di Aragona, quindi amministratore di tutti i cittadini. Nella città delle pesche, Bivona, è stato riconfermato l'uscente Mirko Cinà con una preferenza pari al 58,03 ottenendo 1.359 voti. L'uscente sindaco si è riuscito a imporsi sulla sfidante Carola Maria Calofiore, che ha ottenuto 983 voti pari al 41,97%. È un momento vero di un'emozione grandissima. Ringrazio i miei concittadini per questo momento bellissimo che mi hanno regalato, per avermi rinnovato la fiducia di governare questo straordinario paese. Grazie.
A Campobello di Licata l'affermazione di Antonio Pitruzzella è stata molto risicata, però è riuscito a ottenere l'elezione come nuovo sindaco. Pitruzzella ha avuto 1452 voti, pari al 25,57%. A seguirlo il candidato Vito Terrana, che ha ottenuto 1434 voti, pari al 25,25%. Anche l'ex sindaco Michele Termine ha avuto una buona chance con 1414 voti, pari al 24,90%. Il candidato Mariani si è fermato a 1115 voti, pari al 19,64%. E infine Angelo La Greca, che ha ottenuto 263 preferenze, pari al 4,63%. A Cattolica Eraclea ha riconfermato l'uscente Sandino Borsellino, ottenendo 1320 preferenze, pari al 55,42%. L'uscente Borsellino si è affermato alla fine dello spoglio nelle 7 sezioni sullo sfidante Paolo Enzo Camilleri, che ha ottenuto il 44,58% con 1062 preferenze. Voglio ringraziare tutta la comunità, ha apprezzato il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni. Ora abbiamo altri 5 anni sopra le spalle, cercheremo di lavorare sempre per dare risposta alla nostra comunità. Invito pure all'opposizione di essere costruttivi, perché dobbiamo avere tutti l'amore dello stesso paese, non essere un'opposizione distruttiva ma costruttiva, e quindi di portare il risultato alla comunità. Ringrazio a tutti di cuore, a quelli che mi hanno sostenuto. Ci sono tanti giovani, è stata una vittoria sofferta, che le cose sofferte sono sempre più belle. Io sono ancora qua! Sandino e chi resterà con noi! Tutti noi! Nel paesino di Comitini il nuovo sindaco è Luigi Nigrelli, che ha ottenuto il 51,83% con 325 voti, che è riuscito a spuntarla sul candidato Gerlando Cuffaro, che invece ha preso 302 preferenze, pari al 48,17%. Non è stato confermato invece nell'isola di Lampedusa e Linosa l'uscente Totò Martello. Martello infatti si è fermato a 1529 voti, pari al 43,49%. Ha avuto meglio su di lui Filippo Mannino, che ha conquistato 1987 preferenze, pari al 56,51%. Quella di Mannino, oltre a essere un'attesa, è stata una vittoria di misura. Io ringrazio tutte le persone che mi hanno dato fiducia e che hanno dato fiducia alla mia squadra. Ringrazio tutti gli elettori, i simpatizzanti, tutte le famiglie che ci sono state vicine, tutte le persone che ci sono state vicine. La gente ha scelto di cambiare. Quel famoso rospo che avevo nominato nell'ultimo comizio evidentemente ha deciso di saltare fuori. A Palma di Montechiaro invece l'uscente Stefano Castellino è stato riconfermato a furor di popolo, ottenendo una percentuale pari al 79,43%, ottenendo 9.400 preferenze. Ha sbaragliato gli altri due candidati alla poltrona di sindaco, che sono stati Salvatore Manganello, che si è fermato a 1.516 voti, pari al 12,81%, e Giuseppe Morgana con il 7,76%, pari a 918 voti. A Santa Margherita del Belice ha vinto Gaspare Viola, il nuovo sindaco, ottenendo 2.233 preferenze, pari al 55,98%. Viola si è imposto sul candidato Giacomo Abruzzo, fermandosi invece a 1.756 voti, pari al 44,2%. Esito incerto fino a tarda notte invece quello di Sciacca, dove
Si pensava invece in un ballottaggio, invece il sindaco Ignazio Messina è stato rieletto sindaco che ha ottenuto 8.735 preferenze pari al 40,11%. Fabio Termine, che di fatto è stato col fiato sul collo sul candidato Messina durante tutto lo spoglio delle 42 sezioni, si è fermato al 36,71% con 7.995 voti. Niente da fare invece per il deputato ex grillino Matteo Mangiacavallo, che ha ottenuto 5.050 preferenze pari al 23,19%. Anche TVA ha seguito ieri lo spoglio elettorale con un lungo non stop condotto da Margherita Trupiano e da Giovanni Trupiano, con numerosi ospiti in studio che hanno discusso sulle tematiche che interessano il nostro territorio, a partire dal commento elettorale sui referendum fino a quelli dello spoglio, comunicando da subito i nuovi sindaci che andranno a amministrare i comuni o quelli che andranno al ballottaggio, un impegno che TVA segue ormai da sempre, dando un'informazione in tempo reale, in diretta, precisa e puntuale. Parliamo ancora di amministrative. Il centrodestra si riprende la Sicilia imponendosi nei due capoluoghi. Roberto Lagalla e Federico Basile festeggiano le vittorie al primo turno rispettivamente a Palermo e a Messina. Vediamo. C'era un gran bisogno di cambiamento e di discontinuità a Palermo perché avere avvelenato i pozzi della campagna elettorale con un uso politico della questione morale non ha fatto bene neanche alla sinistra. Non abbassare di un centimetro, di un millimetro la tensione e lo sbarramento antimafia alimentando la cultura dell'antimafia è quella della legalità e della trasparenza degli atti amministrativi. Per questo ho già previsto nel programma anche un osservatorio autonomo per la valutazione della trasparenza degli atti amministrativi e la lotta alla corruzione, oltre le previsioni che già sono contenute nella normativa anticorruzione e nella legge 230. Il messaggio a Miceli è che è stata una campagna elettorale che forse anche per responsabilità loro è stata avvelenata senza che ne abbiano tratto un giovamento reale. Sarà una città solidale, sarà una città accogliente, sarà una città attrattiva anche perché abbiamo grande bisogno di attrarre investimenti, di attrarre partecipazioni private e di fare restare qui i nostri giovani. Centrodestra Unito è una soluzione politica che sta trovando riscontro in tutte quelle città, in quelle elezioni amministrative dove la coalizione è andata insieme. Io personalmente ho detto da sempre e continuo a dirlo che in ogni elezione si parte dall'uscente. Dopodiché bisognerà dimostrare che esistono condizioni che non favoriscono o non avvantaggiano questa soluzione, però occorre dimostrarlo e occorre parlarne. C'è una coalizione, ci sono dei partiti, occorre sedersi attorno a un tavolo come è stato fatto per Palermo e trovare la soluzione per tutti e di intesa tra tutti. Federico! Dai avanti! Vai! Federico! Federico Basile diventa sindaco di Messina al primo turno. Il giovane candidato ha sbaragliato la concorrenza superando abbondantemente la soglia del 40%. Escono sconfitti Maurizio Croce, candidato del centrodestra, e Franco De Domenico, candidato del centrosinistra, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle, che in città ha perso molti dei consensi ottenuti in passato. A Messina vince quindi la continuità, visto che il neosindaco è stato sostenuto dal primo cittadino uscente Cateno De Luca, dimessosi nei mesi scorsi per potersi candidare alle prossime elezioni regionali. In Piazza Duomo il neosindaco Federico Basile ha festeggiato la vittoria col suo padrino politico Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e migliaia di persone. Giro per la città come ho sempre fatto, ma l'ho sempre fatto anche prima di diventare sindaco, quindi in mente serena, null'altro che confermare all'interno la sensazione di grande soddisfazione e di affetto che ho ricevuto da tutti i messinesi, e quindi sono già in giro al lavoro, un paio di ore di riposo e
e già da oggi si comincia a programmare la continuità. C'è tanto da fare, si parla di continuità, una continuità che è stata interrotta, un periodo di commissariamento, una lunga campagna elettorale, ci sono tante questioni che ora vanno riprese al più presto, quali ad esempio? Ci sono questioni che avevamo già avviato, avevamo già programmato, c'erano anche atti di giunta che indicavano la strada da percorrere, poi il commissariamento chiaramente sospende il periodo, ma sono questioni che già conosco, che già conosciamo, che avevamo già affrontato e quindi sotto questo punto di vista mi sento abbastanza sereno perché so già come e dove muovermi. Ripeto, la rimodulazione del piano che avevamo presentato l'1 febbraio è il primo atto che sicuramente andrà in giunta e poi in consiglio comunale, vediamo la composizione del consiglio, ora non so a che punto sono arrivati, credo 174 sezioni, se non ricordo male, da completate, diciamo, e quello è il primo tassello che poi apre tutta una serie di attività programmatiche, già, ripeto, nella mente di chi prima di me e oggi con me sa cosa deve fare per la città. L'ultima battuta va fatta forse anche una riflessione sull'astensionismo, sull'affluenza. Ecco, lei sarà il sindaco della città per i prossimi 5 anni, avrà anche la responsabilità probabilmente di lavorare perché i messinesi possano nuovamente tornare ad avere quell'entusiasmo, quella voglia di partecipazione, perché il 55% è davvero una percentuale molto bassa, peggio anche della precedente tornata. Ma io qua mi sento anche di dire che forse la scelta di fare l'Election Day con, al di là di tutte le schede, anche un margine di tempo non ampio come la mezza giornata non ha aiutato. Probabilmente con la mezza giornata si sarebbero arrivati a percentuali simili o identiche rispetto alla scorsa tornata elettorale. Peraltro, se analizziamo le percentuali di affluenza da mezzogiorno di domenica in poi, si vede che il trend è stato sempre crescente, quindi probabilmente questa scelta non ha pagato né a Messina né in tutto il resto d'Italia e questo è un dato che deve fare riflettere. Grazie, questo è un dato che deve fare riflettere perché le scelte calate dall'alto forse, anzi sicuramente non danno neanche quello spazio democratico che invece la città merita. Elena Del Pozzo, la bambina di 4 anni scomparsa ieri, è morta. È stata la madre a far trovare il cadavere, non c'era stato alcun rapimento. Svolta a sorpresa questa mattina durante il sopralluogo nella casa di famiglia. La madre, 24 anni, confessa e fa ritrovare il cadavere della figlioletta a Mascalucia in un terreno a casa. Vediamo. Drammatica svolta nella vicenda della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 4 anni scomparsa ieri pomeriggio a Mascalucia nel Catanese. La madre, Martina Patti, aveva denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita da 3 uomini, poco dopo le 15, all'uscita dall'asilo. Questa mattina, nel corso del sopralluogo nella casa di famiglia a Mascalucia, la donna è crollata in un lungo pianto e poco dopo ha portato i militari nel campo dove aveva nascosto il corpo della bambina. Non c'era stato alcun rapimento, alcuna aggressione da parte di uomini armati, una denuncia che aveva subito lasciato perplessi gli investigatori. La notizia è confermata dal procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, che afferma: purtroppo è stato trovato il cadavere della piccola Elena su indicazione della madre. Questa notte investigatori e magistrati avevano sentito a lungo Martina Patti. Nel corso di un lungo interrogatorio le avevano contestato molte incongruenze, dice ancora il procuratore Zuccaro. Ma la donna aveva comunque sempre confermato la tesi dell'aggressione fatta da 3 uomini incappucciati, di cui uno armato di pistola. Una versione smentita dalle telecamere della zona che non avevano registrato alcuna presenza sospetta. Una versione smentita ancora anche dagli accertamenti della sezione investigazioni scientifiche, perché sulla vettura che la donna diceva essere stata presa di mira da un gruppo di malviventi non c'erano tracce o impronte particolari. All'improvviso, dopo una notte di audizioni in caserma, è cambiato lo scenario di questa brutta storia. Non più via Piave, alla periferia di Mascalucia, dove la madre aveva detto di essere stata aggredita, ma via Euclide 55, dove la famiglia abita, una villetta alle porte delle pendici dell'Etna. Con i militari in camice bianco, Martina Patti è andata subito nel retro dell'abitazione accompagnata dai genitori. È scoppiata in lacrime, poi ha sussurrato qualcosa a un carabiniere. E di corso un gruppo di militari è andato via con lei. Il corpo è in un campo 200 metri più avanti. Sindaco, pochissimi minuti fa lei ha preso la notizia del ritrovamento del cadavere della piccola Elena. Sì, ho appreso 1 minuto e mezzo fa attraverso chi vi ha preceduti di questa atroce notizia, di questa drammatica notizia,
purtroppo tutti volevamo pensare ad altro, ma invece la realtà a quanto pare è questa. Io non ho parole veramente davanti a un dolore così grande che unisce la nostra comunità tutta attorno a quello che è un'anima innocente come una bambina di 4-5 anni, e quindi perdonate anche lo stato d'animo in cui mi trovate, perché ho appreso veramente 1 minuto e mezzo fa questa tristissima e drammatica notizia e non ci sono parole, ripeto. Mi auguravo veramente che le notizie che potevano pervenire fossero altre, magari speravo in chi si fosse macchiato di un così grave gesto potesse restituire la bimba, però purtroppo le notizie che giungono sono altre. Lei si è messo sin da subito a disposizione della comunità, anche delle forze dell'ordine per le ricerche. Stamattina purtroppo pare sia stata proprio la madre a far trovare il corpo. Sì, io prendo appunto da chi vi ha preceduto questa notizia, so che avevo sentito il comandante dei Carabinieri ieri che manteneva il più stretto riservo, come è giusto che sia, quando gli inquirenti hanno una così alta responsabilità su indagini così importanti e che appunto riguardano un'anima innocente, una bambina, veramente un'anima indifesa. Siamo veramente, non so cosa realmente dire, siamo veramente fortemente provati. E niente, pregherò per questa bimba e chiederò di farlo alla nostra comunità. Una trentenne agrigentina è finita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stata colpita al volto con un pugno sferrato da un ragazzino mentre si trovava nelle adiacenze di un locale al porticciolo di San Leone. L'episodio, l'ennesimo di movida violenta che si registra nel quartiere balneare agrigentino, si è verificato nella serata di sabato. La ragazza ha riportato una lacerazione al labbro e le sono stati applicati 3 punti di sutura all'esterno e ben 18 interni. La donna si è poi presentata dai carabinieri sporgendo denuncia contro ignoti. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe avvenuto nel piazzale del porticciolo turistico di San Leone. La trentenne si trovava in compagnia di un amico e stavano per avvicinarsi all'auto parcheggiata quando, dopo un battibecco con alcuni ragazzini che si trovavano nei pressi della vettura, uno di loro avrebbe sferrato un pugno con l'intenzione di colpire l'uomo. Quest'ultimo è riuscito a schivare il colpo, che però ha centrato in pieno volto la ragazza, che si trovava pochi passi indietro rispetto a lui. Il gruppetto di giovani dopo si è dato alla fuga. La coppia invece si è recata in ospedale per le cure mediche del caso. E proprio a causa di questo episodio di violenza, che segue quello di una rissa sempre a San Leone finita con una coltellata, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha lanciato un appello al prefetto chiedendo la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Arturo Cantella. Sindaco, ecco, in merito a quello che sta succedendo e che succede in particolare fine settimana a San Leone, fatti sicuramente gravissimi, lei ha pensato di interessare la prefettura di Agrigento ottenendo un importante risultato. Quale? Sì, ho appena sentito Sua Eccellenza il Prefetto proprio in relazione a questi fatti delittuosi che sono avvenuti nella movida agrigentina, in particolar modo a San Leone. Ho chiesto di organizzare al più presto un comitato per la sicurezza. Naturalmente noi porteremo le nostre proposte per quanto riguarda la chiusura di strade e la realizzazione di parcheggi e chiederò a Sua Eccellenza il Prefetto e agli organi di polizia un incremento proprio del personale per la sicurezza di tutti i miei concittadini. Ecco, come se lo spiega lei che avvengono questi fatti proprio, diciamo, durante l'estate, durante i fine settimana, proprio a San Leone? Perché San Leone è invasa anche dalla provincia, quindi capite bene il numero di avventori è elevato, poi magari gioca un ruolo importante l'alcol, il traffico, quindi si capisce bene poi che basta una scintilla per poi scatenare una rissa. Erano rimasti aggrappati ad un tronco galleggiante in balia delle onde dopo essere stati trasportati a circa 50 metri dagli scogli a causa delle condizioni meteo. Brutta esperienza per 3 bagnanti tratti in salvo dalla Capitaneria di Porto Empedocle nello Specchio d'Acqua e località Capobianco a Cattolica Eraclea. Le motovedette sono entrate in azione dopo una segnalazione alla sala operativa intorno alle 16. Il bagnante in difficoltà era stato raggiunto da 2 persone che avevano cercato
cercato di prestare soccorso rimanendo anch'esse sopraffatte dalle onde e dalla corrente. L'equipaggio, pur lavorando in condizioni critiche a causa dei fondali molto bassi, è però riuscito a recuperare i malcapitati, che erano tutti allo stremo delle forze e in stato di ipotermia. Terminato il soccorso, la motovedetta ha fatto veloce rientro nel porto di Porto Empedocle, dove ad attendere i malcapitati vi era un'ambulanza del 118, il cui personale ha somministrato le cure del caso. Mafia, blitz a Palermo contro il mandamento di Santa Maria di Gesù, 24 gli arresti, sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori. C'è il servizio. Se me sono fare la poeta. Il copione si ripete: pizzo, droga, feste di quartiere, concerti neomelodici, rapine, nonché affari apparentemente puliti grazie alla disponibilità di due imprenditori attivi nel settore della distribuzione alimentare e delle scommesse che avrebbero messo a disposizione dei boss le loro aziende. La direzione distrettuale antimafia, guidata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e che ha coordinato le indagini del ROS dei Carabinieri, stamane ha assestato un duro colpo ai clan di Villa Grazia e Santa Maria di Gesù, ottenendo dal GIP 24 arresti, 21 in carcere, 3 ai domiciliari, oltre a 2 misure interdittive proprio per gli imprenditori che sarebbero collusi con la mafia. Ed era rivisto con la cassa, questo come si chiama? Spiegate un po', la lava per la cassa, questo catano. Ah, otto. Ci mandavo a uno, sempre solo stiamo a la cartale, perché se siamo L'operazione, denominata Navel, a cui hanno lavorato anche i sostituti Dario Scaletta e Luisa Bettiole, una radiografia delle attività di due delle famiglie mafiose più potenti in città. Agli indagati vengono contestati il 416 bis, l'estorsione, l'associazione finalizzata al traffico di droga, la rapina e il trasferimento fraudolento di valori. Tra gli episodi al centro dell'inchiesta anche il presunto condizionamento di una festa rionale, attività che era già emersa in indagini recenti. Su altri mandamenti, volto, secondo gli inquirenti, alla ricerca del consenso. Sarebbe stato infatti chiesto denaro ai commercianti della zona, in parte destinato a coprire i costi della manifestazione, ma anche curati gli aspetti legati alla logistica e alla sicurezza, con tanto di chiusura delle strade, persino le modalità di vendita degli alcolici. I carabinieri avrebbero anche intercettato i contatti avviati con un noto cantante neomelodico proprio per farlo partecipare all'evento, che in seguito al mancato rilascio dell'autorizzazione da parte della questura non si sarebbe poi tenuto. Come hanno verificato gli inquirenti, che hanno ricostruito gli assetti dei due clan, diversi familiari degli indagati riceverebbero il reddito di cittadinanza. Per sostenere carcerati e i loro parenti, i boss avrebbero imposto il pizzo, in particolare ai danni di un'impresa edile, ma anche imponendo le bevande ai titolari di una sala ricevimenti. Inoltre è stata ricostruita una rapina ai danni di un rappresentante di orologi e un cavallo di ritorno legato alla restituzione di un'auto rubata ad un parente di un affiliato al clan di Portanuova. Sempre per recuperare soldoni, i clan avrebbero gestito una rete parallela di spacciatori nella zona della Guadagna, tutelata da un sistema di vedette per evitare i controlli delle forze dell'ordine. Proprio a questo tipo di attività sarebbe riconducibile il sequestro di una piantagione di marijuana avvenuto il 4 ottobre del 2019 a Riesi, in provincia di Caltanissetta. a fare l'11 preferisco. No, quello che dicevo 8 lo conto via. E quello che te fissa in no, che mandava a dare come la mandare extra meglio.
Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. AICA punta a fare cassa, in arrivo le bollette anche per gli utenti che hanno disdetto il contratto, sono serviti con autobotte ma regolarmente collegati alla fognatura. L'idea è quella di far pagare loro depurazione e gestione dei reflui. Vediamo. AICA punta ad accrescere le proprie entrate e, ironia della sorte, sembra pronta a percorrere strade che in realtà erano state già tracciate da Girgenti Acque. Nella relazione semestrale dell'azienda consortile che si occupa del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, infatti, si indicano una serie di possibili attività di potenziamento delle riscossioni. Tra i punti indicati il recupero di alcune centinaia di migliaia di euro nei confronti di tutti quei cittadini che in questi anni hanno disdetto le utenze perché hanno deciso di rifornirsi di acqua in modo autonomo. Un fenomeno più rilevante di quanto si pensi, dato che gli utenti in questa condizione sono oltre 38.900, non persone che si sono trasferite altrove appunto, ma solo utenti che hanno deciso di utilizzare altri sistemi, come le tanto contestate autobotti private, in larga parte fuori regola. Una stima che comunque AICA ha rivisto al ribasso in modo prudenziale, arrivando comunque al numero rilevantissimo di 13.440 utenti che appunto consumano acqua non proveniente dalla rete pubblica ma producono reflui facendo lavorare depuratori e condotte fognarie per le quali non versano nulla alla consortile. Da qui l'idea di far quanto in realtà già voleva realizzare Girgenti Acque, far pagare quantomeno la quota di depurazione a questi utenti. L'incasso sarebbe del resto molto significativo, con una media di consumo annuo pari a 92 metri cubi, dice la società pubblica. Otteniamo una previsione annua pari a circa 1.300.000 euro, che ripartiti in 5 mesi di attività di AICA possono generare per l'anno 2021 un importo di fatture da emettere fra i ricavi pari a circa 573.000 euro. Una previsione comunque suscettibile a variazioni anche consistenti e che dovrà passare da un lavoro congiunto con i comuni per individuare e circoscrivere in modo più attendibile il numero di utenze che hanno disdetto il servizio idrico ma continuano ad usufruire dei servizi di depurazione e fognatura. Al viale delle Dune, a San Leone d'Agrigento, all'altezza di via Ardengo Soffici, c'è una zona in cui l'aria è ammorbata dal cattivo odore. Questa situazione è un vero e proprio inquinamento olfattivo, poiché l'aria è ricca di odori sgradevoli ed arriva a provocare disagi e problemi alle persone che transitano da quel posto. A denunciarlo è l'associazione ambientalista Mariamico Agrigento. Da tempo chiediamo di sapere quale sia la causa di questi miasmi, di eliminarli o quantomeno introdurre validi sistemi per mitigare il disagio sofferto dai cittadini, continua l'associazione ambientalista, ma a tal fine ha inviato un'apposita richiesta di intervento all'AICA, al Comune di Agrigento e ai carabinieri del settore tutela ambiente. Purtroppo l'uomo non fa tesoro delle esperienze, quindi 42 anni fa con quella marcia si volle interrompere una cementificazione selvaggia di tutta la costa. Questo luogo è diventato un luogo simbolo della conservazione, però mentre la riserva dello Zingaro non soffre degli attacchi, tutti i territori circostanti vengono costantemente aggrediti da nuove costruzioni che sottraggono parti importanti di territorio alla vita degli animali che vivono in queste aree. Questa è una zona importante per la migrazione degli uccelli. Noi ogni anno facciamo una campagna di studio sulla migrazione grazie alla direzione della riserva dello Zingaro che ci offre ospitalità all'interno della riserva e per un mese circa facciamo attività di monitoraggio della migrazione e quindi ogni anno abbiamo un'idea di quello che accade. Lo scorso anno noi il 3 di maggio abbiamo inanellato un piccolo passeriforme che è stato ricatturato il 4 di maggio, il giorno successivo, nelle prime ore del mattino a Castelporziano, che è nel Lazio, dove c'era un'altra stazione di inanellamento, quindi percorrendo tutta la notte circa 400 km di mare, che è il tratto che separa la riserva dello Zingaro da Castelporziano, che è nel Lazio. Quindi questo dà l'idea di come moltissimi animali attraversano quest'area ed è importante e fondamentale mantenerla integra il più possibile. Noi pensiamo che questo debba essere il primo momento di riunione del movimento delle associazioni, del movimento dei cittadini. Vogliamo porre l'attenzione e i riflettori su questo territorio. Ci sembra che ci sia una disattenzione, per usare
un termine soft, su tutta la parte di costa che va appunto da qui, dall'ingresso della riserva dello Zingaro dal lato di Scopello, fino a tutte le calette che qui interessano questa porzione di costa. Calette meravigliose, calette dove è tutta porzione di territorio dove c'è necessità che venga tutelato l'esistente, che venga protetta la biodiversità, che vengano protetti gli habitat, che vengano rispettate le norme edilizie, urbanistiche e che quindi ci sia la necessità da parte delle istituzioni competenti a tutelare questa zona, ad attenzionare i movimenti che ci sono, a fare rispettare le regole. Questo è il primo momento in cui noi vogliamo che non soltanto il Comune come istituzione competente su questo territorio, ma tutti i cittadini pongano l'attenzione in maniera alta, in maniera netta su quelli che sono i movimenti che in questo territorio si stanno sviluppando, perché noi pensiamo che sia un territorio da tutelare. I cittadini devono essere sempre sentinelle di quello che succede. Molti cittadini lo sono, noi riceviamo tante segnalazioni da questo territorio, c'è bisogno di mettere a sistema tutto questo perché tutta questa bellezza che va preservata e tutelata non venga dispersa nella disattenzione di tutti. Abbiamo lanciato un appello al territorio di muoversi, di fare la propria parte come vigilanza, come attenzione, ma soprattutto da questo momento in poi lanciamo un appello a tutti quanti a farsi vivi, a farsi presenti, a chiedere il rispetto delle regole dove pensiamo che queste regole non vengano rispettate. Qui c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di non lasciare spazio alle speculazioni che qualcuno vuole fare e c'è bisogno di tutelare la natura e la bellezza. L'agrigentina Giusy Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa, con la misura di 28,93 vince la medaglia d'oro nel lancio del giovellotto e conquista il suo 13° titolo di campionessa italiana. Per la Parolino ricordiamo che è il secondo titolo tricolore dell'anno 2022, in quanto ad Ancona nel mese di febbraio ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati italiani lanci lunghi invernali. Le tante medaglie, ma soprattutto la prestigiosa medaglia d'oro ai campionati regionali assoluti, dice la campionessa, e non ultimo questo 13° titolo di campionessa italiana, sono la dimostrazione che con il mio allenatore in 8 anni abbiamo fatto un ottimo lavoro, continua la pluricampionessa fresca di 4 medaglie d'oro conquistata a Siracusa la scorsa settimana. Mi dispiace per i 3 nulli di pedana, ho toccato leggermente il bordo con il piede sinistro, ma sono alla ricerca di miglioramenti, quindi se voglio lanciare lontano devo osare. Comunque sono contenta per aver provato a dare il massimo e sono certa che otterrò la misura che cerco. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.